Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Cristo eleison. Signore venuto per adunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che unisci un solo volere le menti, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Voi ricordate, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando giorno e notte per non essere dipeso da alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Voi testimoni che il nostro comportamento verso di voi, che credete, è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure come fa un padre verso i propri figli. Abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente, come parola di Dio, che opera in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Lontano dove uscire dalla tua presenza, se salgo in cielo, tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Se dico, almeno le tenebre vi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia, alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In
quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni malciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, state versare il sangue dei profeti contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore. Le repliche di questa settimana ci offrono un contrasto continuo fra lo spirito farisaico del Vangelo e quello del ministero apostolico della prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo. Gesù denuncia con forza le tendenze ipocrite dei farisei. Dell'Apostolo Paolo invece il suo comportamento di convertito. I rimproveri di Gesù consideriamoli rivolti anche a noi, perché non sempre la nostra vita è evangelica, perché siamo sempre in ciò che facciamo, in ciò che pensiamo di fare per il Signore. Quando Gesù rimprovera agli scribi e ai farisei di preoccuparsi soltanto dell'esteriorità senza sforzarsi di vivere in santità di vita, rimprovera anche noi, che spesso diciamo che molte cose valgono per gli altri, non per noi. L'esterno dei farisei appare senza difetti, ma l'interno è pieno di iniquità. Gesù paragona gli scribi e i farisei ai loro padri, che hanno ucciso i profeti, salvo ad onorarli dopo la morte. Dallo spirito farisaico verrà di conseguenza la ragione per decidere in seguito la morte. La cema di e sofferenza alla predicazione del Vangelo. Paolo afferma di essersi preoccupato solo del bene dei Tessalonicesi, come un padre esortando, incoraggiando senza essere stato di peso per nessuno, lavorando notte e giorno, mantenendosi col proprio faticoso lavoro. I Tessalonicesi divenuti credenti non come un prodotto dell'uomo, ma come parola di Dio. L'Apostolo Paolo ci mostra come deve essere profondo l'impegno cristiano. Deve essere una vita vissuta davanti a Dio nella giustizia, nella carità, nella santità. Esprime il suo desiderio profondo che i cristiani si comportino in maniera degna di quel Dio che ci chiama al regno della sua gloria. Ai Tessalonicesi e a noi cristiani l'Apostolo ci chiede di essere coerenti alla parola di Dio che ci vuole santi, ed è questo lo sforzo che noi vogliamo compiere ogni giorno con la Santa Messa
che ogni mattina ci trova riuniti in assemblea liturgica. Nostra debolezza, preghiamo con insistenza e con fiducia dicendo: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa promuova per prima al proprio interno l'amore e la verità, la ricerca della giustizia, l'accoglienza della vitalità e l'ascolto dei profeti, unitamente alla stima per tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che difendono i diritti dei lavoratori e operano per la giustizia, affinché la solidarietà e l'attenzione ad una fascia della società sia sempre aperto al rispetto e al dialogo con tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti nella loro vita attraverso parole e opere e invito a vivere con semplicità, franchezza e abbandono. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che vengono maltrattati e umiliati a motivo del loro leale servizio a Dio e all'umanità, perché abbiano forza e coraggio nel perseverare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Poi si impegni concretamente, secondo la propria specifica vocazione, a non essere di peso ad alcuno per servire tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che tutto vedi, davanti a te l'inganno e l'apparenza non possono sussistere. Allontana da noi ogni forma di ipocrisia e donaci di vivere in nubile verità, per Cristo nostro Signore. Signore, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'atto ripetuto sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo,
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, dal nostro colpo, purificaci. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, Chiesa, il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore, Dio eterno, Padre nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e grazie, dice: ti ho già offerto in sacrificio per voi. Allo stesso cenato prese il cálice e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo siamo grandi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricorda tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo di noi. Santa Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La preghiera ci aiuti ad essere coerenti e a vivere il Vangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati divinità l'agnello.
144. Noi annunciamo la parola eterna, Dio è amore. Questa è la voce che ha varcato Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio è luce, in Lui non c'è la notte, Dio è amore, noi è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo a te in tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. 55. Ave, o stella del mare, di cielo, l'ave del messo celeste,
reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi la scaccia da noi ogni chiedi per noi ogni bene.